Buongiorno e ben ritrovati, mercoledì 7 gennaio, puntuali insieme a voi per raccontarvi i fatti principali della giornata. Come sempre la cronaca in primo piano, un'ampia pagina dedicata ai furti. Iniziamo con quanto accaduto nel Trevigiano a Spresiano, dove una famiglia è stata costretta a trascorrere la notte in albergo. La casa è stata svaligiata dai ladri e le porte scassinate. Ai nostri microfoni la proprietaria con le lacrime agli occhi nel raccontare il senso di insicurezza che stanno vivendo. Quello che mi spaventa, che mi fa proprio paura, è questo senso di insicurezza, no? Perché comunque ormai mi rendo conto, insomma, che non serve niente, per cui non lo so. Hanno dovuto trascorrere la notte in albergo Roberta Dalla Libera, titolare di un negozio di abbigliamento a Bisnadello, e la sua famiglia. Al rientro nella loro abitazione in via Piave a Spresiano hanno trovato la casa svaligiata e 2 porte scassinate, quella al piano terra sul retro e quella della scala che conduce alla cucina, infissi che non si riusciva a chiudere. Impossibile dormire in casa dove al proprio posto non è rimasto praticamente niente. Devo dire che io ho avuto la sensazione che loro fossero dentro, perché ci siamo fermati un attimo sulla strada per decidere cosa fare, cosa prendere dall'auto, eccetera. E quando io sono entrata davanti alla porta questa d'ingresso, loro avevano messo 2 sedie della cucina a tenere la porta bloccata, per cui ho fatto fatica a entrare, dopodiché ho visto questa aperta. E siccome hanno trafugato dei borsoni, delle borse di un certo tipo, insomma, eccetera, credo che abbiano buttato fuori dalla finestra questa roba, o comunque sono usciti da dietro e poi non so dove. Non abbiamo trovato, abbiamo visto un po' di movimenti, di tracce, di attrezzi, hanno preso dei pezzi di legno, ma la mannaia non era nostra, era loro, insomma, e la seconda invece era quella che tenevamo sulla legna per tagliare la legna, quindi ne hanno usufruito di entrambe. I ladri si sono dunque fatti largo con un'accetta che avevano con sé e una mannaia presa dalla legnaia. Non è il primo furto, racconta Roberta, ma questa volta il bilancio è pesantissimo. Ma hanno portato via tutto quello che c'era da portare via, quindi oro, orologi, c'erano delle borse importanti, insomma hanno portato via 2 borsoni da viaggio, 3-4 borse, una fede di diamanti, braccialetti, anelli, tutto quello che c'era, gli orologi dei miei genitori. Già sono stati 2 anni fa, insomma, però 2 anni fa avevano avuto meno fortuna. Questa volta invece. In passato era stato manomesso anche il cancello, circostanza che era stata fatta presente ai carabinieri. E adesso è successa questa cosa, insomma. Quindi mi preoccupo anche perché io ho una sorella, insomma, fragile. Non c'era a casa nessuno comunque. Per fortuna non c'era a casa nessuno, siamo solo rientrati tutti insieme, quindi anche lei, insomma, ha visto, è molto preoccupata. Sull'episodio indagano i militari della stazione di Spresiano. L'accetta è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti e al vaglio ci sono le telecamere di sorveglianza delle abitazioni vicine. E adesso, sempre con Lina Paronetto, andiamo in centro a Treviso con un altro furto, questa volta ai danni del noto locale La Gigia, proprio nel cuore di Treviso, e qui il ladro, immortalato da un video, ha rubato il salvadanaio per le mance. Buongiorno Lina, insieme a lei la titolare del locale. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo qui e la ringraziamo con Tosca Abusato, che è titolare della notissima osteria La Gigia di Vicolo Barberia a Treviso, locale molto noto, anche per questo naturalmente ha fatto, diciamo, notizia quella che è un furto senza dubbio minore magari come ammontare, e soprattutto non ci sono stati danni, il che è rilevante. Abbiamo raccontato di spaccate nei negozi della città, nei saloni di parrucchiera in questi giorni che hanno lasciato dietro di sé davvero danni per migliaia di euro. Tosca, ma è il gesto che tra l'altro appunto vediamo nel video delle vostre telecamere di videosorveglianza, che lei ha voluto diffondere perché crea
davvero fastidio e incredulità un furto del genere. Sì, assolutamente, è veramente fastidioso, anche perché eravamo ancora aperti, nel senso il locale era chiuso ma noi eravamo dentro e questa persona nota le autorità senza alcun minimo disturbo e pensiero, già con la forbice in mano è entrata e ha fatto quello che ha fatto in 15 secondi, tempo veramente velocissimo. Si vede nel video questo soggetto che sbircia all'interno, in uno dei pochissimi, devo dire, momenti in cui non c'è nessuno, perché questo è un locale frequentatissimo, e poi appunto con forbici in mano, quindi c'era anche una situazione di potenziale pericolo, se vi foste accorti. Sì, io ricordo che questa persona era entrata già la sera prima e io ero lì al banco però, e quindi ha chiesto se fossimo aperti. Io ho detto che chiaramente no, perché era palesemente chiuso il locale e secondo me avrebbe già rubato il salvadanaio già il giorno prima, solo che appunto io ero lì, quindi ci ha riprovato il giorno dopo. Lei ha sporto denuncia naturalmente? Sì, assolutamente, il giorno dopo, però appunto so che è già noto alle autorità, quindi io mi auguro che possano fare qualcosa, non tanto per il salvadanaio in sé ma quanto più per il gesto, e spero che possano ripetersi più. Ecco, di fatto ci si sente un po' in balia di questi soggetti, no? Sì, ce ne sono tanti in città. A me nel male è andata bene, perché sento delle cose in giro veramente molto più importanti, molto più gravi, quindi diciamo che mi è andata bene, però oggi è una forbice, domani non lo so. È per quello che vorrei un po' fermare queste persone. Ecco, lei ha messo anche nei social questo video proprio per dire state attenti a questo soggetto, in buona sostanza. Sì, assolutamente. Io paura non ne ho, nel senso che ho voluto far vedere la faccia di questo individuo anche per i miei vicini, per i miei colleghi, e che così se lo riconoscono stanno attenti, ma so che è noto in città e quindi insomma. Certo che un ultimo passaggio, è davvero meschino, al di là poi della situazione che può vivere il singolo individuo, non entriamo nel merito, ma rubare le mance dei dipendenti, così come le offerte per l'Advar nei due bar dell'altra settimana, stiamo veramente rasentando il fondo. Sì. Anche perché abbiamo lavorato intensamente in quest'ultimo periodo, la mancia era un riconoscimento in più per i ragazzi e è un gesto veramente povero e meschino, sì. Grazie Tosca davvero di questa testimonianza. Francesca con Nicoletta Rizzetto qui dal centrissimo di Treviso, restituiamo la linea. Grazie davvero Lina, grazie anche alla titolare del locale La Gigia, insomma nelle sue parole tutta l'amarezza per questo gesto che tante polemiche giustamente sta creando. E continuiamo a parlare di colpi sempre ai danni di negozi. È successo a Cittadella con una spaccata, ne aveva fatto accenno prima anche Lina delle tante spaccate che ci sono state in centro a Treviso. Questa volta è successo ad un negozio di biciclette, un'auto usata come ariete. Saluto la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Cittadella, siamo all'esterno di Brain Cycles, il negozio di biciclette vittima di una spaccata proprio questa notte. Un furgone, hanno in realtà usato un furgone come ariete, lo vedete, hanno completamente sfondato la saracinesca, spostando prima di sfondare la saracinesca quei pesanti blocchi di pietra che il collega Federico Cibotto sta proprio inquadrando in questo momento. Quindi quando sono arrivati qui i ladri hanno prima spostato i blocchi di cemento che pesano circa 10 quintali e poi hanno sfondato la vetrina. Qui con me c'è Paolo, il titolare del negozio di biciclette. E purtroppo il bilancio, la conta, non sono solo quelle dei danni ma anche delle biciclette rubate e danneggiate. Sì, è un duro colpo, speriamo di riuscire a recuperare in fretta e dare un buon servizio come sempre ai nostri clienti. Quante biciclette vi hanno rubato? Ci hanno rubato 15 biciclette e distrutte circa altre 15-20 biciclette veramente maciullate sotto a sto furgone che hanno usato per entrare, e sotto anche le vetrate che sono cadute molto pesanti, anche le inferriate sopra le bici stesse, quindi veramente hanno fatto un grosso danno non solo alle bici che c'erano dentro e al furto che ci hanno fatto, ma anche allo stabile, appunto è fortemente danneggiato, insomma, ecco.
un primo bilancio dei danni a parecchi zeri. Diciamo che solo di materiale tra bici rubate e quelle danneggiate siamo attorno ai 100.000. Purtroppo non è la prima volta che venite colpiti da un furto di questo tipo. Sì, è già la seconda volta in 4 anni circa e sono duri colpi da gestire poi anche. Ecco, tra le altre cose ci spostiamo un attimino quando sono arrivati i carabinieri sul posto, perché poi ovviamente è suonato l'allarme una volta entrati. Sono stati bravissimi, sono arrivati mentre appunto questo ladro stava andando via appunto, e il maresciallo Massimo Loco Rotondo, che è veramente bravo, lui è riuscito a saltare il cancello dell'entrata, diciamo, che si trova in strada al lato statale, ed è riuscito a correre incontro al furgone, al ragazzo che stava scappando, al ladro che stava scappando, però non è riuscito a fermarlo, però comunque bravi, perché sono arrivati praticamente subito, lui era ancora qua ed eravamo al 7° minuto della spaccata, insomma, quindi veramente bravi i carabinieri, devo ringraziarli. Ecco, come avete sentito, poi la spaccata è durata veramente pochi minuti, i ladri sono andati a colpo sicuro caricando quelle biciclette che erano rimaste e poi sono appunto scappati. Ora al vaglio dei carabinieri ci sono ovviamente le telecamere di videosorveglianza, sperando insomma di ricostruire, di dare un volto a questi ladri che hanno razziato il negozio del signor Paolo. Da Cittadella è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero Valentina Visentin. Adesso invece voltiamo pagina, parliamo di violenze in ambito familiare. Iniziamo con quanto accaduto nel veneziano. Siamo a Cavarzere, dove un uomo ha tentato di dar fuoco alla moglie, a salvarla. È stato l'intervento del figlio minorenne della coppia. Ci racconta tutto la nostra Ilaria Marchiori insieme al vice sindaco. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno anche a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Cavarzere con Marco Grandi, assessore alla sicurezza del comune di Cavarzere. Prima vi dico che cosa è accaduto. È successo il 1° gennaio, un uomo di origine marocchina di 43 anni ha tentato appunto, come anticipavi, di dar fuoco alla moglie al culmine di una litigata, le ha cosparso i vestiti e dopodiché anche il pavimento di un liquido infiammabile, dopodiché voleva appiccare il fuoco. L'epilogo sarebbe stato drammatico se non fosse stato per il figlio minorenne della coppia, che stava assistendo a quanto accadeva ed è riuscito a sottrarre di nascosto l'accendino al padre, in modo che non sia riuscito a dar fuoco alla donna e anche ovviamente all'abitazione. Forse poi ne avrebbe rimesso il figlio stesso. Dopodiché ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti poco dopo e hanno arrestato l'uomo portandolo nella casa circondariale di Venezia. Tra l'altro sembra che non fosse nemmeno il primo episodio di tentata violenza all'interno della famiglia nei confronti della donna da parte del 43enne, quindi ora si capirà anche quali potranno essere ulteriori conseguenze a livello giudiziale. Dicevamo qui, assessore, non è la prima volta che accadono episodi del genere a Cavarzere. Fortunatamente questa volta è andata bene, qualche anno fa invece non è stato così. Sì, l'inizio d'anno è stato naturalmente tragico per la nostra piccola comunità, apprendendo e stiamo seguendo con molta apprensione tutti gli sviluppi di questa vicenda che fortunatamente, lei ricordava, non ha esitato nella maniera tragica, che invece purtroppo qualche anno fa nella nostra Cavarzere ha visto un femminicidio consumarsi con la morte della povera Mayla Beccarello, e quindi da quel momento ancora di più come amministratori ci siamo sensibilizzati per cercare di monitorare sempre con più attenzione sul nostro territorio queste situazioni potenzialmente drammatiche e mettere in atto tutte quelle che sono le procedure di prevenzione, a partire dallo sportello antiviolenza dedicato appunto a Mayla, e che vuole essere il supporto il primo fronte per dare voce e aiuto a queste donne che sono sottoposte a queste miserabili forme di violenza. Questa volta non è andata male come la precedente, però comunque lascia sempre il segno questa tragica violenza contro le donne. Ecco, lei sa se insomma a livello di sportello, comunque a livello di assessorato al sociale, anche se non è di sua diretta competenza, fossero arrivate delle segnalazioni in tal senso da questa donna
donna, da questa famiglia? Non ho informazioni in merito, quindi non mi risulta che ci fossero state segnalazioni precedenti. Le indagini successive, le indagini in corso, come lei ricordava, stanno valutando e probabilmente rilevando che non era la prima volta che ci potessero essere delle situazioni di tensione, chiaramente poi sfociate in un episodio estremo, fortunatamente non concretizzatosi nel peggio. Cioè a dire che questo ragazzino ha salvato la vita alla mamma è stato anche molto coraggioso. Un istinto veramente incredibile e una fortuna che fosse in quella casa in quel momento e che non si siano create conseguenze negative anche per lui. Senta, Grandi, lei insomma come amministrazione voi avete preso anche una decisione, no? Qualora ce ne fosse bisogno. Sì, discutevo stamattina col sindaco di valutare di costituirci parte civile nel procedimento e quindi dare supporto massimo a questa persona che è stata così profondamente toccata nella sua incolumità. Grazie a Marco Grandi, assessore alla sicurezza. Qui da Cavarzere è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie naturalmente anche al vice sindaco. E drammatico fatto di sangue a Monfalcone, un 76enne ha cercato di uccidere la compagna con un coltello, poi si è autoinferto dei colpi, l'uomo è morto in ospedale, la donna invece 63 anni è salva e fuori pericolo. Ha tentato di uccidere a coltellate la compagna, poi si è autoinferto dei colpi ed è morto poco dopo in ospedale. È il terribile fatto di sangue andato in scena in un'abitazione di Monfalcone questa notte. Sulle indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Gorizia vige il massimo riservo, ma secondo quanto appreso un uomo di 76 anni, forse in preda a una crisi, si sarebbe improvvisamente scagliato contro la compagna 63enne con in mano un coltello da cucina. Diversi i fendenti che hanno raggiunto la malcapitata all'addome. L'aggressore, convinto di aver ucciso la donna, ha poi rivolto la lama verso se stesso. Nel frattempo erano stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute ambulanza e polizia di Stato. I due conviventi sono stati portati d'urgenza all'ospedale triestino di Cattinara. I medici hanno fatto di tutto per salvare la vita al 76enne, ma le ferite riportate erano troppo gravi. L'uomo è deceduto poco dopo il ricovero. La 63enne invece si è salvata. Stando a quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. Arrestato per stalking contro l'ex nei giorni precedenti, aveva aggredito anche i sanitari che l'avevano soccorso per un malore. Operazione della polizia a Padova, l'uomo fermato sotto l'abitazione dell'ex fidanzata. Nell'ultimo mese le aveva reso la vita un inferno, è stato arrestato mentre fuori dalla sua abitazione in piena notte le stava urlando minacce di morte. I poliziotti delle volanti di Padova hanno arrestato un 49enne che in via Chiesa Nuova alle 4 del mattino stava molestando la sua fidanzata. La donna aveva chiamato la polizia disperata, l'ex fidanzato pretendeva di entrare nell'appartamento. Quando sono arrivati sul posto gli agenti hanno trovato il 49enne alterato e agitato e hanno ricostruito la vicenda, un rapporto segnato dalla violenza e dati persecutori dell'uomo nei confronti della 36enne. I due infatti avevano una relazione dal luglio scorso, interrotta però a dicembre di fronte ai comportamenti sempre più aggressivi e violenti dell'uomo. Nonostante ciò la donna gli aveva consentito ogni tanto di frequentare la sua abitazione, ma la situazione era ulteriormente peggiorata. Il 2 gennaio la 36enne aveva ricevuto un messaggio in cui l'ex le intimava di rientrare in casa minacciando di incendiare l'abitazione con i suoi anziani genitori all'interno. Nemmeno la denuncia aveva fermato l'escalation di violenza dell'uomo, che 2 giorni dopo le aveva inviato un altro messaggio con minacce di morte, tornando sotto la sua abitazione e tentando persino di scavalcare il cancello dell'edificio. Il 49enne è stato così portato in questura, aveva precedenti per furto, lesioni personali, resistenza pubblico ufficiale ed evasione. Il 30 dicembre era stato anche denunciato per lesioni aggravate ai danni del personale del 118 che l'aveva soccorso per un malore all'interno dell'ambulanza. Il 49enne è stato arrestato e trasferito nel carcere Due Palazzi. Prende a pugni il padre, viene allontanato da casa, l'aggressione a Padova per un litigio, disposto il braccialetto elettronico. I carabinieri lo hanno fermato mentre stava picchiando il padre 79enne. A dare l'allarme l'anziana mamma, che ha permesso così di allontanare da casa il figlio violento 33enne. L'intervento dei carabinieri di Padova venerdì pomeriggio in un'abitazione della periferia dopo la chiamata ricevuta da una donna disperata che segnalava la lite in corso tra figlio e marito. Nell'appartamento i militari hanno trovato il 79enne con evidenti segni di colluttazione, la maglietta strappata, un occhio tumefato e una ferita sanguinante al fianco. Secondo la ricostruzione l'aggressione sarebbe
sarebbe scaturita da un litigio per futili motivi. Il 33enne avrebbe colpito il padre con un pugno al torace e l'anziano, cadendo, avrebbe urtato violentemente contro lo spigolo del tavolo della cucina. Non era la prima volta però che i due anziani erano vittime dei soprusi e dei comportamenti aggressivi del figlio. Non avevano però mai denunciato per timore. Il 79enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Padova. I carabinieri hanno applicato nei confronti del 33enne l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Il giudice ha convalidato il provvedimento disponendo anche il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. Restiamo a Padova, chiesta l'archiviazione per i due macchinisti alla guida del treno che nell'ottobre 2024 ha investito e ucciso a Padova la piccola Olesia. Il treno viaggiava sotto i limiti di velocità. La procura di Padova ha chiesto l'archiviazione per i macchinisti alla guida del convoglio merci che il 10 ottobre del 2024 ha investito e ucciso la 12enne ucraina Olesia Ciprianchuk mentre stava attraversando il passaggio a livello in via Friburgo in zona San Lazzaro. I due uomini, un 65enne e un 63enne, erano indagati per omicidio colposo, ma secondo la consulenza tecnica che ha analizzato la scatola nera e visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza è stata rilevata la velocità del convoglio e il treno viaggiava a 52 km/h in un tratto dove il limite era di 60 km. Inoltre l'impianto frenante era stato azionato pochi secondi prima dell'impatto emettendo il segnale sonoro. Le sbarre del passaggio livello poi erano abbassate e le telecamere hanno ripreso la 12enne che scavalcava e poi attraversava i binari. I macchinisti hanno tentato la frenata ma non sono riusciti ad evitare l'impatto. Olesia, 12 anni appena, era arrivata a Padova nel 2022 dopo essere scappata dalla guerra nel suo paese. Quel giorno stava tornando da scuola verso la struttura d'accoglienza che la ospitava. Aperta un'inchiesta per la morte di Fabrizio Braghetto, il trasportatore caduto nel compattatore della carta, prima vittima sul lavoro del 2026. Una tragica fatalità o un malore. Cosa sia accaduto a Fabrizio Braghetto, prima vittima sul lavoro del 2026, verrà chiarita dalla Procura di Padova che ha aperto un fascicolo per dare risposte ai familiari del 65enne di San Giorgio delle Pertiche, morto lunedì dopo essere scivolato dentro un compattatore della carta all'esterno dell'azienda Rizzato Calzature Megastore di Borgorico. La Procura vuole anche chiarire se ci siano anche delle responsabilità per la morte del trasportatore e nelle prossime ore dovrebbe affidare anche delle consulenze in attesa di conferire l'incarico per l'autopsia sul corpo del 65enne. L'ipotesi su cui indaga la procura potrebbe essere quella di omicidio colposo. I familiari hanno appreso dai social dell'infortunio mortale e lunedì pomeriggio sono corsi in via dell'Industria a Borgorico. Nessuno dell'azienda li aveva avvisati. Fabrizio Braghetto era andato in pensione ma era tornato a lavorare saltuariamente per la Rizzato con le mansioni di trasportatore. Cosa sia accaduto lunedì è al vaglio dello Spisal e dei carabinieri. A dare l'allarme sono stati i colleghi di Braghetto che hanno visto il suo camion vicino al compattatore della carta. Il 65enne era scivolato all'interno, le ferite e i traumi sono stati letali. Il killer del capotreno di Bologna aveva seminato il panico alla Conad di Udine, la testimonianza raccolta dal nostro Omar Costantini. Ci troviamo in compagnia di Alfredo Vasto, che è il responsabile del punto Conad di via Vittorio Veneto qui a Udine. Poche settimane fa praticamente lei ha avuto, tra parentesi, l'occasione di vedere questa persona. Sì, è stato qua appunto a ottobre, era stato qua una sera, aveva imboscato, aveva rubato delle lattine di birra e noi l'avevamo sorpreso, l'avevamo fermato e chiaramente non voleva saperne di pagarle e allora a quel punto abbiamo detto che avremmo chiamato i carabinieri e lui con un'aria molto strafottente, molto spavalda è stato qua, ha detto sì, li aspetto e ha cominciato ad aprire tutti i cioccolatini che c'erano lì dintorno delle casse, li mangiava e buttava per terra le carte, poi ad un certo punto si è seduto su una cassa e proprio in maniera molto spavalda ad aspettare che arrivassero i carabinieri, ha cominciato, poi si è innervosito, si vedeva che non era una persona a posto, ecco, che ha cominciato a innervosirsi, ha buttato per terra un paio di espositori di caramelle e cioccolate e poi sono arrivati i carabinieri che l'hanno fermato e il problema vero è che poi dopo 2 ore era di nuovo in giro.
che purtroppo sappiamo come è accaduto già nei giorni scorsi in occasione di quanto ha commesso a Bologna. Senta, ma la prima impressione che ha avuto quando è entrato sembrava un cliente normale, possiamo dire, no? Sì, apparentemente sì, sembrava un cliente normale. Poi nel momento in cui ci abbiamo avuto a che fare si vedeva subito che era una persona che non era stabile emotivamente, ecco, quindi anche per come ha reagito di fronte al fatto che avremmo chiamato i carabinieri, era uno che si vedeva che non aveva assolutamente nulla da perdere e che non gli interessava nulla soprattutto. Certo, la fortuna è stata che probabilmente con la presenza di più persone non è passato al piano B. Sì, non è passato al piano B in quel momento, ma poteva farlo tranquillamente, come al ragazzo di Bologna, qui poteva tranquillamente fare la stessa cosa anche qua. Grazie per la sua testimonianza, la lasciamo al lavoro perché so che insomma anche lei ha gli impegni e il tempo è tiranno. Allora da via Vittorio Veneto è tutto, ripasso la linea allo studio. Questa dunque è la testimonianza di chi ha assistito a questo episodio, che ora ha una valenza ancora più forte alla luce di quanto accaduto a Bologna. Torniamo in Veneto, momenti di paura lunedì sera a Villorba per un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco. Non fiamme di festa, come in quei momenti si stavano ammirando in tutta la Marca per i Panevin, ma fiamme di paura, fiamme incontrollate, quelle che hanno rischiato di distruggere un'abitazione di Villorba in via Centa, se non fosse stato per il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme scattato in zona. 10 operatori, 3 squadre con autobotte e autoscala, lavoro per oltre 3 ore per evitare che il rogo scoppiato nel sottotetto si propagasse a tutto l'edificio. Con loro i carabinieri e il SUEM per soccorrere la famiglia di 4 persone uscita tra le urla dalla casa. Un 70enne è stato portato in ospedale per una lieve intossicazione. Tanta la paura anche nella via, chiusa al traffico per consentire le operazioni dei vigili del fuoco. A loro, per la prontezza dell'intervento, il grazie del sindaco Francesco Soligo che si è recato sul posto. La casa è agibile ma ha il tetto aperto in alcuni punti. Abbiamo espresso alla famiglia coinvolta la piena vicinanza dell'amministrazione comunale, scrive in queste ore il Primo Cittadino, e garantito tutta la nostra disponibilità per offrire supporto in questo momento davvero difficile. Restiamo nella Marca trevigiana con il caso della scuola nel bosco a Monfumo, con le indagini del NAS e l'ordinanza del sindaco che ha disposto la chiusura della struttura di homeschooling gestita dall'associazione Il Nuce senza autorizzazioni di ULSS 2 e Regione. Non il primo caso del genere nella Marca, almeno tra gli interventi simili del NAS negli ultimi 2 anni, una situazione che viene costantemente monitorata dai militari così come dai sindaci. A loro si rivolge il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Sono luoghi didattici dove i nostri bambini passano davvero molto tempo della loro giornata e quindi è fondamentale che il rispetto delle norme sia rigoroso, e quindi condivido l'iniziativa del sindaco di Monfumo e invito anche i colleghi a tenere alto il livello di attenzione, monitorare la qualità e le caratteristiche delle strutture, perché finché tutto va bene, ma nel momento in cui succede un problema poi siamo i primi a essere chiamati in causa. Quindi il rispetto delle regole per noi è essenziale, è fondamentale. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, continua il giallo sulla scomparsa di Antonio Menegon, il consulente di cui non si hanno più notizie da giorni. Allora ci colleghiamo con la nostra Vanessa Banzato per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Un vero e proprio giallo, quello legato alla scomparsa di Antonio Menegon, l'ingegnere superconsulente della battaglia contro i velox irregolari. È stato interpellato un po' in tutta Italia per cercare di contrastare questi rilevatori di velocità che sono stati considerati in diverse occasioni un po' a livello proprio nazionale e soprattutto veneto non regolari. Antonio Menegon
almeno dal 2 di gennaio ha fatto sparire letteralmente le proprie tracce. Noi ci troviamo davanti alla sua abitazione, siamo in via Montegrappa, Tezze sul Brenta, tutto chiuso, tutto sbarrato completamente, come hanno trovato tra l'altro anche la sorella e il marito quando sono stati interpellati dai carabinieri e allertati da Antonio Tognoni, che è il referente del Centro Consumatori Italia Veneto. Tognoni aveva cercato di mettersi in contatto, è stata l'ultima persona molto probabilmente a sentire al telefono Menegon il 1 di gennaio. Aveva bisogno di una consulenza dal tecnico per alcune questioni legate sempre alla sicurezza sulle strade. Ricordiamo che Menegon proprio era stato interpellato in tantissime occasioni anche da enti comunali, da privati, dagli stessi centri per consumatori, proprio per cercare di venire incontro, risolvere situazioni pesanti, e aveva ottenuto importanti risultati a livello anche nazionale. Non si esclude nessuna ipotesi, i carabinieri stanno svolgendo tutte le indagini, ci sono tantissimi interrogativi che ancora non hanno una risposta, non si sa davvero cosa possa essere successo a quest'uomo che ricordiamo ha pure una galleria d'arte a Rosà in via Garibaldi. La galleria d'arte è stata, dopo l'abitazione, subito controllata sia dai carabinieri che appunto in compagnia appunto di Tognoni e della sorella di Menegon. E la cosa che solleva parecchi sospetti è proprio il fatto che all'interno di questa galleria siano state trovate le chiavi, sia stato trovato il telefono cellulare, il computer ancora acceso, una giacca, tutti elementi che non fanno sperare nulla di buono. Però, ripeto, tutte le indagini sono aperte, tutte le ipotesi sono aperte, sono seguite in maniera serrata dagli inquirenti. Io adesso chiederei alla regia di lanciare il nostro servizio che abbiamo realizzato, l'intervista che abbiamo realizzato ad Antonio Tognoni, raggiunto telefonicamente, l'ultima persona che ha sentito Menegon e tra l'altro proprio il primo a dare l'allarme per la scomparsa dell'ingegnere 78enne. Io ho provato a contattare Menegon, però dopo numerosissime telefonate, tentativi di chiamare l'ingegnere sono andati a vuoto, ci siamo un po' preoccupati e io sono andato a casa sua e niente, ho trovato casa sua vuota, tutto sbarrato, e poi mi sono recato sul luogo del suo studio dove lui ha anche una galleria d'arte, e lì ci siamo resi conto che c'era una macchina parcheggiata, la sua macchina parcheggiata e il suo furgoncino e la porta chiusa. A quel punto abbiamo chiamato i carabinieri, abbiamo chiesto di contattare magari la sorella, ci siamo recati lì, abbiamo chiamato i vigili del fuoco e con i vigili hanno forzato le porte, siamo entrati e di lui non c'è traccia. Tra l'altro anche il telefono cellulare l'avete trovato nel suo ufficio? Il telefono cellulare era sul tavolo, infatti i carabinieri hanno esaminato anche quello, stiamo cercando di capire se c'era scritto qualcosa. Diciamo che lui aveva mandato anche un messaggio a un altro ingegnere dicendo che, non so, era stanco, aveva dei problemi, non so. Io più di tanto non so perché... Ma che idea si è fatto lei? Non lo so, guardi, io sono estremamente preoccupato perché lui mi parlava spesso dei problemi che aveva avuto quando stava facendo le indagini su ordine della Procura di Cosenza sui Velox. Insomma, non si era fatto molti amici nell'ambiente, era abbastanza temuto. Non si scarta neanche una possibile ritorsione, quindi? Mi auguro di no. Lui però aveva avuto quell'episodio l'anno scorso che ignoti gli avevano dato fuoco alla macchina. Vedremo, speriamo bene che magari i motivi siano altri e si possa concludere in maniera positiva questa situazione. Ecco, come hai sentito, Tognoni parlava di un messaggio inquietante che avrebbe lasciato Menegon. Infatti questo messaggio è stato confermato. Lui scrive che oggi sono stanco, non per rassegnazione, scrive Menegon, ma per una stanchezza costruita nel tempo dall'assenza di risposte. È fine anno, magari qualcuno raccoglierà il testimone. Per me, conclude Antonio Menegon, è tempo di andare. Ovviamente sono parole che fanno
pensare davvero al peggio, tanta la preoccupazione anche della sorella dell'ingegnere 78enne. Ci sono anche tante notizie che devono essere ancora accertate, a cominciare da quella che si è appresa in cui si vedrebbe l'ingegnere Menegon salire ancora il 2 gennaio su un furgone bianco guidato da un'altra persona. Queste sono delle immagini che sarebbero state visionate dagli inquirenti e sono relative a una videosorveglianza privata, però ancora non c'è nulla di accertato. Tutto davvero al momento è ancora avvolto nella nebbia più totale, non si sa, non si capisce cosa possa essere successo al consulente. Ovviamente adesso i carabinieri, gli inquirenti stanno portando avanti in maniera serratissima le indagini. Per il momento da Tete sul Brenta è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa, è un giallo che si infittisce con il passare delle ore, chiaramente insomma una situazione inquietante, sono chiaramente momenti di grande angoscia per i familiari di Antonio Menegon. Restiamo nel Vicentino, andiamo a Valdagno, è stata confermata la demolizione del Ponte dei Nori che il 17 aprile 2025 costò la vita a Leone e Francesco Nardon. Ci aggiorna in diretta Marta Zatta, con lei Simone Squarcina e l'assessore di Valdagno. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, noi in questo momento ci troviamo proprio alle spalle, abbiamo quel che rimane del Ponte dei Nori a Valdagno. Io sono in compagnia dell'assessore Luca Basso, assessore ai lavori pubblici del Comune. Una tragedia appunto che ha toccato il Comune, quella del 17 aprile scorso, che è costata la vita a padre e figlio, e adesso è arrivata appunto la richiesta di demolizione completa del ponte, ma prima vediamo tutti i dettagli nel servizio. La Procura della Repubblica ha formalmente chiesto la demolizione del Ponte dei Nori a Valdagno, teatro 8 mesi fa della tragedia costata la vita a Leone e Francesco Nardon. Il crollo improvviso della struttura durante il maltempo ha costato la vita a padre e figlio, travolti dalle acque mentre transitavano in auto. Un passaggio delicato che si inserisce nell'indagine aperta per chiarire eventuali responsabilità. Nel registro degli indagati sono finite più persone, tra cui anche il sindaco di Valdagno, Maurizio Zordan. La Procura ritiene necessario procedere alla demolizione per motivi di sicurezza, per consentire ulteriori verifiche tecniche. Il Comune però frena. Senza risorse economiche certe, abbattere il ponte significherebbe lasciare il quartiere isolato senza avere la possibilità di avviare da subito la ricostruzione. Mancano infatti 3,7 milioni di euro promessi a livello ministeriale dopo l'alluvione. Fondi indispensabili non solo per demolire, ma anche per spostare foglie e acquedotto e progettare il nuovo collegamento. Il sindaco Zordan, indagato ma collaborativo con gli inquirenti, ribadisce di voler rispettare le indicazioni della Procura, ma chiede garanzie economiche immediate per evitare che il territorio resti senza una infrastruttura vitale. Nel frattempo il Comune sta sollecitando la Regione per sbloccare i finanziamenti, una vicenda resa ancora più dolorosa dal ricordo della tragedia, mentre la comunità attende risposte e un percorso chiaro per restituire sicurezza e collegamenti alla zona del Ponte dei Nori. Ecco, quindi avete sentito, c'è stata la richiesta della completa demolizione del manufatto proprio per questioni di sicurezza, ma Assessore, ci sono anche dei problemi per reperire i fondi per demolirlo? Certamente non è un problema da poco, perché i costi necessari, diciamo, alla messa in sicurezza dell'intero territorio che sono susseguiti al 17 aprile non hanno comportato solo i costi necessari alla rimozione e messa in sicurezza del ponte, ma appunto di tutto il territorio valdagnese. Questo ha comportato che ormai abbiamo dato fondo a sostanzialmente tutte le nostre risorse, agli avanzi di bilancio nel frattempo reperiti, però adesso veramente i fondi per rimuovere immediatamente il ponte non sono disponibili, e quindi due sono le possibilità: o ricorriamo a un finanziamento e quindi all'indebitamento del Comune, oppure, come speriamo, almeno un po' di fondi
possano derivare dal finanziamento che è già stato erogato e quindi è disponibile in regione e dovrà essere suddiviso tra i comuni e gli enti che sono intervenuti nelle immediate giornate successive appunto al 17 aprile. Oltre alla difficoltà di reperire fondi c'è anche la problematica che il ponte è attraversato, appunto interessa le condutture del collettore fognario e dell'acquedotto che interessano migliaia di utenze. Un problema non da poco, perché è un problema che poi la cui soluzione non dipende solo dal comune, perché il collettore fognario che interessa l'intera parte nord della valle rispetto al ponte, quindi sostanzialmente tutto il territorio valdagnese e parte del territorio di Requaro, è sostenuto proprio dai piloni del ponte, nonché una parte della rete idrica che interessa migliaia di famiglie nella zona. La competenza di intervenire è di Viacqua e quindi dovremmo coordinarci per trovare una soluzione per sostenere appunto queste due infrastrutture che sono necessarie e non possono essere interrotte perché non c'è un'alternativa in questo momento. In conclusione, so che è difficile dare delle tempistiche, ma secondo lei di quanti mesi si tratterà, coinvolgerà questi lavori? I tempi non sono brevissimi, perché appunto oltre a reperire i fondi, oltre alle necessarie progettazioni e alle opere di cui ho appena detto, cioè di sostegno della parte infrastrutturale che deve rimanere, poi bisognerà andare in gara perché l'importo è superiore sicuramente ai 150.000 euro, anzi molto superiore a questa cifra, e quindi ci saranno i tempi della gara e poi i tempi di affidamento ed esecuzione delle opere, quindi prima di 8-10 mesi non penso che si potrà dare inizio ai lavori. Ecco, quindi da Valdagno per il momento è tutto, noi ovviamente seguiremo la vicenda e vi aggiorneremo in merito. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero Marta e grazie anche all'assessore per questi importanti aggiornamenti. Adesso la politica, iniziamo dal manifesto politico di Luca Zaia sul Foglio che scuote la Lega in queste ore tra favorevoli e contrari alla nuova via indicata dall'ex governatore. Intanto l'ex capogruppo del Carroccio in regione pubblica un post infuocato sui vertici del partito. Sottoscrivo al 1000 per 1000 il manifesto politico di Zaia. Siamo in tantissimi però a sperare che ora venga realizzato veramente. Ad oggi infatti tutte le persone che la pensano come lui sono state messe nella condizione di non nuocere alla linea ufficiale. Le ultime elezioni regionali e le decisioni prese a oggi in Veneto sono lì a dimostrarlo. Il post di Alberto Villanova è lo scenario di una Lega in subbuglio. Il primo grattacapo politico da governatore per Alberto Stefani prende la forma di quel Luca Zaia dal quale ha ricevuto il testimone per Palazzo Balbi e quello simbolico del Panevin di Arcade. Perché se è vero che lo stesso Stefani sembra benedire i punti del manifesto che Zaia ha affidato al Foglio, è altrettanto vero che il partito, anche e soprattutto in Veneto, discute e rumoreggia non poco. Andiamo con ordine. Sul quotidiano diretto da Claudio Cerasa, l'ex governatore mette in fila 5 punti per una nuova destra che sia liberale, che si svecchi, che guardi oltre. Autonomia, sicurezza, soprattutto sociale. Qui una presa di posizione chiara su fine vita, diritti civili e integrazione. Per molti nulla di nuovo rispetto a quanto già detto in passato da Zaia, ma certo nella forma di una dichiarazione nettamente politica che sembra voler indicare una nuova via. In poche ore arrivano le prime reazioni. Mentre da via Bellerio Salvini resta in silenzio, è Roberto Vannaccia a esprimersi lapidario. Zaia non è il mio riferimento. Parole e musica di uno dei 2 vice segretari federali del Carroccio. L'altro appunto è Stefani, che in serata ad Arcade commenta le parole di Zaia come un intervento di spessore perché rilancia temi cruciali per le sfide del futuro. Sono idee che fanno parte del patrimonio politico e culturale del nostro movimento, tra l'altro alcuni accenti sul tema demografico, sul tema sociale fanno parte del cuore del nostro programma di governo. Ma Radio Lega racconta in queste ore di divisioni profonde nel partito. Il post di Villanova è una cartina di tornasole. L'altra parte in queste ore a Cicchini e Carroccio parla di semplice rancore perché è stato tenuto fermo alle regionali e non la manda giù. E molti mettono nel bersaglio lo stesso Zaia. Voce ricorrente, quel manifesto ha destabilizzato, cosa ha intenzione di fare? Negli anni Zaia non ha certo vinto né ha ottenuto consenso parlando di fine vita, immigrazione o unioni civili, né certo ha mai posto questi temi al federale quando avrebbe potuto farlo. Stesso pensiero per chi la diatriba la guarda da fuori, il centrosinistra.
Io mi ricordo bene quando Zaia, su un tema importante che era il tema del fine vita, adottò delle posizioni che erano evidentemente in contrasto con quelle sia di Vannacci sia di Salvini stesso. Come non è riuscito quella volta da presidente della regione con un consenso vastissimo e con anche una maggioranza vastissima in regione a rendere maggioritaria quella posizione all'interno di un consiglio regionale in cui aveva il 70% dei consiglieri, riuscirà adesso dentro la Lega da presidente del consiglio regionale a far diventare quel manifesto qualcosa di più? Lui ci scommette. Non so se ci scommetta per una candidatura a una leadership nazionale, credo più che altro ci scommetta per marcare una posizione e dire ci sono anch'io, ci sono anche le mie idee. Un sasso nello stagno per far vedere che esiste, dice ancora più lapidario qualche leghista in queste ore. Che ci siano però anime molto diverse lo dimostra un esponente di primo piano come Mario Conte. Ben venga il manifesto di Luca Zaia, sono riflessioni che partono dal confronto con i cittadini e che possono soltanto portare un contributo positivo al nostro movimento. E cosa ne pensa di Vannacci che continua a tirare frecciatine a Zaia dicendo non è un mio punto di riferimento? Ma insomma, queste sono riflessioni personali, però credo che invece in Veneto e anche nel resto dell'Italia Zaia possa essere un punto di riferimento importante, così come lo è ovviamente il nostro segretario federale Salvini. Non credo che a questo dibattito servano le frecciatine. Insomma, uno Zaia che sembra fare l'occhiolino a chi lo vorrebbe a capo di una nuova formazione del cuore settentrionale. Uno Stefani che resta vicino a Salvini ma ha dimostrato di guardare lui pure, fuori dagli steccati degli schieramenti. E un Salvini al quale molti chiedono una parola chiara e definitiva sulla linea del partito, che non può essere contemporaneamente da una parte e dall'altra. Un bel rompicapo d'inizio 2026 per il Carroccio. Quando ci sarà da scegliere, o se mai ci sarà da scegliere tra una linea Salvini e una linea Zaia, a quel punto non so chi avrà il coraggio di schierarsi lì dentro. Auguri Befana, con la foto della leader Dem Elly Schlein che regge la scopa e polemica sull'ultimo post pubblicato sui social dal sindaco di Trieste di Piazza. Il PD parla di body shaming che incarna la destra. Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia su tutte le furie per questo. È l'ultimo post pubblicato sui social dal primo cittadino di Trieste, Roberto Di Piazza. Tanti auguri Befana, con la leader dei Dem Elly Schlein con la scopa in mano e appunto raffigurata come l'iconica figura simbolo dell'Epifania. E il commento dai vertici del partito regionale non si è fatto attendere. Non è satira né spirito goliardico, solo mancanza di rispetto, si legge nel comunicato firmato da Caterina Conti, segretaria regionale del PD, che così prosegue. Un gesto sessista, indegno di chi ricopre un incarico pubblico, che usa il body shaming come arma politica. Purtroppo, conclude la nota, non è l'ennesimo scivolone di un Di Piazza alla fine della sua parabola politica, ma è la cultura prevalente della destra che ci governa a tutti i livelli. Appreso del comunicato del Partito Democratico, il sindaco di Trieste, raggiunto telefonicamente dalla nostra emittente, ha risposto così. Allora, innanzitutto in 25 anni questi mi hanno detto di tutto. C'è un post che gira mio che mi bacio con un uomo, non l'hanno fatto sicuramente i miei, ma quello che mi fa specie poi, ogni volta che guardo la televisione, quello che questi riescono a dire alla Presidente del Consiglio, la Meloni, riescono a dire delle cose orrende e dopo si arrabbiano perché io metto una foto della ma dai, sveglia, giù dalle brande. L'Epifania in Duomo a Treviso alla Messa dei Popoli, celebrata dal Vescovo Tomasi, rappresentanti di nazioni che vivono in guerra e nel timore di questa, dall'Ucraina al Venezuela. Sono figlia di veneti, nata in Venezuela, molto orgogliosa di essere nata in Venezuela. Speriamo ci sia una vera pace. È preoccupata? Siamo molto preoccupati tutti. La bandiera, il nome del suo paese sul cappello, insieme alla penna che richiama quella da alpino del nonno Emilio, istriano, morto in guerra. L'intervento americano in Venezuela e la crisi politica che ne è seguita irrompono alla Messa dei Popoli in Duomo, celebrata dal vescovo Monsignor Michele Tomasi davanti ai rappresentanti delle comunità straniere della diocesi. Col cuore siamo tutti là, tante difficoltà di tutti i tipi, manca luce, manca acqua, manca da mangiare, è un momento delicato, molto delicato. Nell'omelia il richiamo del vescovo a scegliere la via della pace come fecero 2000 anni fa i magi. Anche oggi noi possiamo decidere nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nella comunità nazionale e internazionale possiamo decidere da che parte stare. Preghiamo davvero il Signore perché
chi si ricorderà di questo tempo non ci annoveri accanto ai succubi di Erode, ma ci veda in cammino assieme ai saggi per cercare vie di giustizia, di libertà e di pace. Sud America, Africa, Asia e la martoriata Ucraina. Aspettiamo tanto più presto per aver quella pace. Con tutto cuore stiamo anche pregando oggi e tanto per quel pace. Cosa ne pensa anche di quello che succede in Venezuela? Cose spiacevoli, veramente. Mi dispiace da tutto cuore perché non dovrebbe succedere quelle cose, però purtroppo è successo. Le tensioni sono sempre più forti e sembra che esista solo il linguaggio della brutalità e della forza bruta, appunto. No, il linguaggio che dobbiamo imparare è quello della festa insieme, dell'ascoltarci, del fare spazio gli uni agli altri e di costruire anche qui da noi con queste popolazioni ponti e luoghi di pace. Con il 2026 arriva anche il messaggio del vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, che guarda l'anno giubilare mariano. Ascoltiamo le sue parole rivolte ai fedeli. È l'augurio di un buon anno che rivolgo a tutti i vicentini, è un anno che possa essere caratterizzato dalla felicità del cuore, e un anno anche assistito da questa grazia particolare che sarà presente a Vicenza con l'anno giubilare mariano, e perciò a tutti rivolgo l'invito di salire sul colle di Monteberico per fare una piccola esperienza di spiritualità e di grazia che certamente porta tanto beneficio alla propria vita. Un aggiornamento di cronaca che arriva dalla Marca Trevigiana con un comunicato dei Carabinieri. Nel corso della notte appena trascorsa, intorno alle 3, i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Montebelluna, con il contributo nella fase operativa del reparto operativo del comando provinciale, hanno tratto in arresto un pregiudicato 53enne originario della provincia di Vicenza, già collegato alla cosiddetta Mala del Brenta. L'uomo era destinatario di un ordine di esecuzione, pena emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Venezia, dovendo espiare una condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e alle rapine commesse tra il 2018 e il 2021 nelle province di Venezia, Verona e Padova. L'uomo si era già sottratto alla cattura nell'ottobre dell'anno scorso all'atto dell'emissione del provvedimento restrittivo, rendendosi irreperibile e trovando successivamente rifugio nel suo vecchio domicilio a Povegliano. La complessa e prolungata attività investigativa svolta dai militari dell'Arma ha consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Considerato lo spessore criminale del soggetto, per la fase esecutiva è stato necessario l'impiego di una squadra operativa del gruppo di intervento speciale di Livorno con il supporto tecnico del ROS di Padova. L'arrestato vanta infatti un curriculum criminale di assoluta pericolosità. Agli inizi degli anni 2000 era rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco con i militari dell'Arma a Ferrara, nel corso del quale un carabiniere era rimasto gravemente ferito. Più recentemente, nel 2021, al termine di un'articolata indagine condotta dal reparto anticrimine di Padova, era stato accertato come l'uomo, sfruttando il proprio carisma criminale, avesse riorganizzato e diretto un gruppo composto da storici fiancheggiatori o affiliati all'organizzazione criminale veneta, dedito alla commissione di estorsioni e rapine, fatti per i quali è intervenuta la condanna definitiva. Cambiamo argomento, l'ondata di maltempo che ha colpito il nord-est nelle ultime ore, Carso Triestino completamente innevato, appese e addirittura bufera di neve. Questo però non ha fermato, gli appassionati di escursioni.
Se ieri si poteva parlare di nevicata, oggi è bufera in piena regola sul Carso, dalle parti di Pese, su una delle camminate più amate dagli amanti del trail running, della mountain bike. Oggi sembra di essere in una località montana in piena bufera. La neve ha ricoperto tutto il Carso triestino, a Pese in particolare il paesaggio è fra i più suggestivi. Chi sperava in un'epifania innevata ha visto esaudire i propri desideri. Una vera e propria bufera che però non ha fermato gli amanti delle escursioni invernali. Non solo passeggiate sulla neve, ma anche attività sportiva in mountain bike attraverso i vari sentieri. Ad accompagnare la neve, come da previsioni, c'è anche la bora, via via sempre più sostenuta a Trieste e su tutto il Carso, con raffiche fino a quasi 100 km/h. Le raffiche si fanno sentire davvero sul Carso, piegano gli alberi in maniera sensibile e portano con sé la coltre bianca che diventa neve polverizzata. E a Jesolo la neve è arrivata in pianura con fiocchi che hanno imbiancato l'Arenile. Eccoci qua, aspettando l'estate, 6 gennaio, la spiaggia imbiancata di Jesolo. Scenari da cartolina, scenari polari, ma siamo sulla spiaggia. La prima nevicata dell'anno a Jesolo restituisce una suggestione unica e inattesa con queste proporzioni. L'ultima nevicata importante nel 2018, le previsioni annunciavano fiocchi anche in pianura, fiocchi che hanno cominciato a cadere verso le 10 lungo il litorale e nell'entroterra, ma non sembrava ancora che potessero imbiancare la città e tantomeno la spiaggia. Solo verso mezzogiorno la neve ha iniziato a depositarsi sulla sabbia, formando un leggero strato bianco e trasformando l'Arenile in un panorama surreale. Subito sono iniziati gli scatti e i video degli jesolani che hanno riempito la pagina Facebook 6 di Jesolo Se di immagini suggestive. Un fenomeno durato lo spazio di qualche ora e che non ha creato problemi sulle strade, opportunamente cosparse di sale nei giorni scorsi, con il rialzo delle temperature che ha poi trasformato la neve in pioggia leggera, ma lasciando decisamente un ricordo di una mattinata diversa e particolare. Con queste immagini ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, a tra pochissimo. Rieccoci in diretta, parliamo di sanità, parliamo di una nuova strumentazione ad alta tecnologia, la prima in Veneto, all'IRCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, per la diagnosi, una diagnosi più precisa per le malattie cardiache, ma non solo. Ne parliamo insieme al dottor Carmelo Cicciò, medico radiologo dell'IRCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Buongiorno, buon pomeriggio, saluti a voi. Allora, innanzitutto proviamo a spiegare di che cosa si tratta, dottore. Parliamo di una tomografia computerizzata a contafotonica. Per chi non è addetto ai lavori sembra qualcosa di avveniristico, quasi di essere in un film del futuro. In realtà è tecnologia di oggi, contemporanea, che appunto a Negrar ha già assistito diversi pazienti. Esatto, sì, la tecnologia di cui parliamo proprio ci proietta come diagnostica per immagini e come assistenza sanitaria veramente nel futuro. Questa nuova tecnologia di tomografia computerizzata si caratterizza per avere proprio un sistema detettoriale completamente nuovo da un punto di vista ingegneristico. Questo vuol dire che le radiazioni diagnostiche che attraversano il paziente impattano su questa superficie cosiddetta detettoriale innovativa, capace di poter quantificare l'energia di queste radiazioni diagnostiche e il loro numero. E questo dà dei vantaggi particolarmente importanti da un punto di vista del miglioramento della
qualità delle immagini. In termini di risoluzione spaziale possiamo arrivare a raggiungere risoluzioni di soli 100 micron e sensibilità energetica delle immagini più nitide, con possibilità di effettuare degli esami in tempi rapidi e permettere di utilizzare ridotte dosi di radiazione e ridotte mezzo di contrasto. In più la possibilità di associare a questa tecnologia un sistema a doppia sorgente unico in Veneto per questa tipologia di configurazione di macchina permette di fare studi ad elevata risoluzione temporale e quindi poter identificare con precisione organi in movimento come il cuore, permettendo quindi indagini che hanno durata estremamente ridotta e permettono quindi di fare degli esami di volumi anche molto estesi in pochi secondi. Ecco, rispetto alle tecniche solitamente utilizzate, quali sono i vantaggi? Intanto dico che in 6 mesi sono stati eseguiti 6.000 esami, di cui oltre 2.000 in ambito cardiovascolare. Esattamente, sì, diciamo questa tipologia di tomografia computerizzata non ha limiti applicativi di fatto. Certamente l'utilizzo per il quale offre attualmente le migliori evidenze in termini di efficacia è certamente l'utilizzo in ambito cardiovascolare, in ambito osseo-articolare, nell'ampio ambito della patologia oncologica, e offre la possibilità di raggiungere livelli di discriminazione molto elevati in ogni distretto corporeo, da quello che riguarda l'ambito cardiovascolare certamente è particolarmente elevato questo tipo di beneficio, ma certamente nell'ambito oncologico il potere discriminativo che viene fuori da questa sensibilità energetica permette di studiare e identificare con maggiore precisione rispetto alle tecnologie di precedente generazione, con maggiore precisione appunto un tessuto sano rispetto ad un tessuto patologico, quindi significa fare esami e indagini che hanno un'accuratezza maggiore, con diagnosi più tempestive ed avviare più celermente con maggiore precisione appunto i pazienti nell'ambito degli iter di trattamento a cui sono poi rivolti a secondo delle aree di riferimento. Diciamo che è un'alternativa ad un esame molto più invasivo e che può avere anche dei rischi, che è quello della coronografia. Assolutamente sì, proprio come dicevamo l'ambito cardiovascolare è quello estremamente più interessante. Certamente la coronarografia rimane l'esame di riferimento come gold standard per la patologia coronarica ed è indispensabile in contesti acuti come l'infarto del miocardio, ma farlo nell'ambito di una condizione clinica di stabilità in cui c'è una probabilità cosiddetta clinica bassa o intermedia di una malattia coronarica è assolutamente oggi non indicato e non raccomandato da linee guida internazionali. E questo perché la diagnostica non invasiva con tomografia computerizzata e soprattutto oggi con photon counting permette di avere livelli di accuratezza estremamente elevati, comparabili al gold standard di riferimento e certamente molto più accurati, anche dell'ordine del 20-30% rispetto a indagini di tomografia computerizzata coronarica effettuate con tecnologie precedenti. È un lavoro di squadra in questo caso, come spesso siamo sempre più abituati a parlare in medicina, dottore, è un intervento multidisciplinare con questo macchinario. Certamente sì, perché abbiamo creato un approccio pragmatico al problema delle malattie cardiovascolari, in cui la diagnosi indispensabile sulla base di presupposti radiologici non avrebbe di per sé un grosso senso clinico se non inserita in un percorso di trattamento e di presa in carico che vede affiancato il radiologo nell'ambito della routine clinica nell'imaging cardiovascolare dalla presenza del cardiologo. Questo ottimizza i percorsi diagnostici verso i trattamenti terapeutici, soprattutto quando queste patologie richiedono una immediata necessità di intervento e di trattamento. Ecco, un macchinario, dottore, mi corregga se sbaglio, che può essere usato in fase preventiva assolutamente, percependo anche piccoli malfunzionamenti di un muscolo come il cuore sempre in movimento e quindi magari difficili da individuare altrimenti, ma anche quando in una fase successiva, cioè quando si è già diagnosticata una forma patologica.
Esatto, è una tecnologia estremamente flessibile da questo punto di vista, perché non solo identifica la patologia ostruttiva, cioè quella che crea un problema di riduzione della perfusione miocardica, ma anche quella patologia non ostruttiva che diventa oggi il killer più importante delle nostre arterie, cioè quella che nel tempo può creare problemi improvvisamente di un infarto miocardico senza dare appunto dei sintomi. Questo permette di identificare i cosiddetti fenotipi vulnerabili di placca coronarica, cioè quelle placche che effettivamente hanno delle caratteristiche che espongono più di altre al rischio di cosiddetta complicazione o di rottura che può precipitare degli eventi veramente gravi, ma nello stesso tempo si adatta molto bene anche successivamente a quei pazienti che hanno subito interventi di rivascolarizzazione, che sono stati sottoposti ad una rivascolarizzazione mediante stent coronarico o hanno fatto un bypass aortocoronarico. Cioè tutte quelle situazioni in cui è necessario monitorare anche il buon esito di un intervento, e questo amplia notevolmente la platea di pazienti che possono conferire a fare questo tipo di indagine diagnostica, perché effettivamente l'accuratezza è garanzia di un elevato livello di qualità dell'esito dell'esame e di tranquillità poi successivamente per il paziente. Ecco, lei ha parlato di platea di pazienti, quindi che caratteristiche deve avere un paziente per poter essere sottoposto agli esami con questa tomografia computerizzata? Se c'è un identikit, dottore, naturalmente. L'identikit proprio lo dicevamo in quella dicitura che ho detto prima, cioè pazienti che hanno un rischio di malattia coronarica cosiddetto basso intermedio, che generalmente il paziente si identifica col paziente di media età, che ha per esempio fattori di rischio cardiovascolari, quindi dalla familiarità, una dislipidemia, e che ha soprattutto una sintomatologia sospetta, per esempio il dolore toracico da sforzo. Quella è una sintomatologia che le linee guida raccomandano notevolmente di tenere sotto controllo, di porre l'attenzione e di sottoporre, nel caso in cui il cardiologo ravveda l'esistenza di una patologia coronarica sottostante, l'effettuazione proprio di una TAC coronarica. Ecco, l'esame ha una durata media o dipende da caso a caso? No, l'esame come durata è abbastanza standardizzato. L'elevata risoluzione temporale delle indagini permette di farlo in pochi secondi, il tempo di acquisizione delle immagini. Quindi dal momento in cui si entra nella sala di diagnostica a quando si esce potranno passare al massimo appunto un quarto d'ora, ma le acquisizioni in cui noi siamo esposti durante le indagini, il tempo di acquisizione invece è molto breve, si parla di pochi secondi, qualche battito cardiaco per poter visualizzare correttamente le nostre coronarie. Quindi diciamo che per il paziente davvero è uno stress, mi passi il termine, ridotto al minimo, avendo però il massimo risultato. Anche questo è un elemento fondamentale, perché già c'è lo stress di doversi sottoporre un esame perché non si sta bene, in più se l'esame è rapido nella sua esecuzione è sicuramente un punto a favore per il paziente. Sì, e aggiungo che oltre alla rapidità anche l'ambiente confortevole dell'ambiente della diagnostica per immagini in tomografia computerizzata permette di non soffrire i problemi di claustrofobia. Il cosiddetto problema del tubo radiogeno che crea questo tipo di problema è estremamente ridotto con la tomografia computerizzata e soprattutto con questa tecnologia che ha un'apertura di quel tubo di di più di 80 centimetri, quindi rende agevole anche per i pazienti più problematici questo tipo di esame. Dottore, io la ringrazio davvero tantissimo per averci aiutati a capire, a conoscere anche in modo molto semplice per chi non è un addetto ai lavori questo nuovo macchinario, questa nuova tecnologia ad alta avanguardia, appunto primo in Veneto all'IRCCS Sacro Cuore di Negrara. Grazie davvero al dottor Carmelo Cicciò, medico radiologo. Grazie davvero dottore, buon lavoro, a presto, grazie. Noi voltiamo pagina, andiamo a Belluno, o meglio a Feltre, con l'amministrazione che delinea la strategia per il 2026-2028, previsti investimenti importanti possibili grazie al PNRR, tra i capisaldi la messa a norma degli edifici scolastici.
Opere pubbliche. A Feltre si guarda già al 2028 tenendo in primo piano la sicurezza scolastica e i servizi alle famiglie, e questo è il mainstream del nuovo programma delle opere pubbliche che per il solo 2026 prevede investimenti che vanno oltre i 5 milioni di euro. La quasi totalità degli interventi previsti sarà coperta da contributi. Il Comune interverrà con fondi propri solo per una quota vicina al 10-15% pari a 500.000 euro derivanti dall'accensione di mutui e da alienazioni. Tra i cantieri pronti a partire nel 2026 figura il completamento delle piste ciclabili, oltre a interventi di manutenzione nelle frazioni e nel centro storico e importanti lavori di adeguamento antincendio. Chiari i programmi anche per il 2027-2028. Nel 2027 restano poi un grande intervento che è quello su cui stiamo riflettendo, quello messa a norma della scuola media Rocca, che è una cosa fondamentale tra gli edifici scolastici feltrini e che è rimasta un po' fuori mazzo fino ad ora, e nel 2028 vediamo di prendere in mano il municipio e altri lavori importanti sulle cose. Ci sono una serie di opere complesse, ciclabili, manutenzioni delle frazioni, manutenzioni in centro, interventi anche corposi e comunque che la città aspetta da anni e che vedremo, sono in buona fase di progettazione adesso, che vedremo riuscire ad appaltare entro il 2026. L'amministrazione, per traguardare questi obiettivi, è riuscita a intercettare risorse residue nel PNRR, in particolare per l'asilo di Villa Paiera e per la realizzazione della mensa della nuova scuola di Mugnai. Poi bisogna pensare al dopo piano nazionale di ripresa e resilienza. Dal 2027 in poi è fondamentale la nuova programmazione dei fondi strategici dei fondi comuni confinanti. Questa è una fonte di finanziamento per noi fondamentale. Non si fanno opere nel comune di Feltre o si fanno opere relativamente senza la compartecipazione del fondo dei comuni confinanti, e poi vediamo dopo la fine del PNRR quali strumenti verranno messi in gioco dalla regione o dal governo nazionale per finanziare le opere pubbliche. Due aggiornamenti, uno di cronaca che arriva dal Veronese a quasi un anno dalla morte di Nora Iassi, la quindicenne italo-tunisina trovata senza vita la mattina del 27 gennaio 2025 in un appartamento di un alloggio popolare abbandonato a San Bonifacio. Oggi in Tribunale di Verona si è tenuta l'udienza preliminare per i 5 indagati a vario titolo per la morte della ragazza. 2 di loro risultano al momento non reperibili ed è previsto un aggiornamento tra qualche mese per poterli rintracciare. Gli altri 3 invece hanno deciso per il rito abbreviato che permetterà loro in caso di condanna di beneficiare della riduzione di 1/3 della pena. L'autopsia aveva stabilito che la quindicenne era morta per una crisi respiratoria causata da una polmonite acuta e aggravata dall'uso di droghe. Il compagno, un cittadino marocchino 35enne che in quel momento sarebbe stato al suo fianco, è accusato di omicidio colposo, violenza privata e spaccio. Avrebbe ceduto droga alla ragazza e si trova in carcere, così come un altro imputato, un 31enne italiano accusato di aver venduto alla ragazza sostanze che hanno concorso a provocarne il decesso per l'infezione polmonare. Tra gli imputati anche una donna accusata di violenza privata e favoreggiamento. Davanti al GUP Paola Vacca oggi si sono costituiti parte civile il papà e la mamma di Nora, mentre è stata respinta la richiesta di un'associazione romana che si occupa di femminicidi. La prossima udienza è stata fissata per il 13 maggio. E poi una notizia di politica, perché il prefetto di Vicenza Filippo Romano ha sospeso il consiglio comunale di Arcugnano a seguito delle dimissioni di 8 consiglieri e ha nominato il viceprefetto aggiunto Emanuele Cassaro quale commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente. Restiamo in qualche modo in provincia di Vicenza, ma con una notizia di tutt'altro tenore, perché in attesa dei lavori al Tempio Ossario di Bassano del Grappa tornano i turisti che arrivano anche da paesi lontani. Dopo anni di attese e battaglie partono finalmente i lavori al Tempio Ossario, o almeno sono destinati a partire entro pochi giorni gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza della facciata del sacrario, che ospita i resti di oltre 5.000 caduti della Prima Guerra Mondiale.
Per i bassanesi e per chi vive in zona, le due torri sono una presenza viva e costante nel profilo della città. Ma per chi viene da fuori una visita al Tempio Ossario è un esercizio di memoria che difficilmente si può eseguire in altri luoghi. Noi abbiamo anche una certa sensibilità perché venendo dalla Val Camonica abbiamo appena oltretutto fatto una serata proprio sulla Grande Guerra al Ponte di Legno, dunque avevamo una sensibilità un po' rinfrescata da questi eventi, perché effettivamente è bello, secondo me è molto bello che ci siano questi luoghi che ci riportano alla memoria quello che è stato il passato, che non ci sta insegnando molto, però c'è stato. Noi siamo di Trento e sono passato 1000 volte vicino a Bassano, non mi sono mai fermato, a dire la verità. E oggi abbiamo deciso di fermarci e ci è piaciuta parecchio. Siamo usciti con la consapevolezza che le guerre alla fine portano molta tristezza, molto dolore e non so quanto siano utili alla fine dei conti. Ricordi sicuramente non belli per quello che è stato, però anche ti fruttificano, nel senso stiamo in una nazione, noi abitiamo a Ravenna di Lugo, però è tutto vicino, quindi ti fa credere cos'era il patriottismo italiano a quei tempi. La memoria ci deve insegnare noi che abbiamo una certa età, dobbiamo ai nostri nipoti ricordare quello che è successo, perché ahimè è sempre all'ordine del giorno, però è giusto la memoria e tenerla fresca non fa male. A conti fatti è impossibile uscire dal Tempio Ossario senza portarsi appresso un insegnamento, un monito, un ragionamento su quel che è stato. Ma sono in tanti che chiedono perché il restauro sia destinato solamente alla facciata, con la rimozione delle transenne all'interno che viene solo inserita fra le ipotesi. Un intervento che rischia di rimanere zoppo, un treno di quelli che poi non passano più. È un territorio la cui voce è rimasta troppe volte inascoltata nelle stanze che contano, a Roma, dove si prendono le decisioni importanti. Torniamo nel bellunese, nascerà a Pullire una nuova fattoria sociale, firmata la convenzione per l'acquisto e il recupero dell'ex colonia numero 8. Il Fondo Comuni Confinanti finanzia il progetto del comune di Cesio Maggiore con 1,4 milioni di euro. Firmata la convenzione tra il Fondo Comuni Confinanti e il Comune di Cesio Maggiore per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione e riqualificazione di un fabbricato in località Pullire. L'intervento, totalmente finanziato dal Fondo, riguarda nello specifico l'acquisto e il recupero da parte del Comune Cesio Maggiore dell'ex colonia numero 8, edificio storico risalente alla fine del XIX secolo, oggi in stato di abbandono e degrado, di proprietà dell'ULSS 1 Dolomiti. Lo stabile sarà interessato da una profonda trasformazione, restituendo al territorio un bene di grande valore storico e sociale. Con una ristrutturazione profonda sia dal punto di vista statico che dal punto di vista architettonico darà vita ad un nuovo splendore. Ci sarà la produzione di prodotti agricoli, ma ci sarà anche una fattoria sociale, ci sarà il modo di avere la possibilità di integrare persone che hanno bisogno di sostegno sociale, ma anche ragazzi o scolaresche che vogliono vedere com'è la coltivazione dei prodotti agricoli, come si fa la trasformazione e anche come si faceva una volta a determinate pratiche. Il progetto prevede la realizzazione di una fattoria civica sociale che sarà affidata in gestione a un soggetto del terzo settore. Noi abbiamo bisogno di mettere queste sentinelle, di potenziare queste sentinelle del territorio, perché dobbiamo dimostrare la storia che abbiamo avuto nel tempo, ma anche la potenzialità nei prodotti agricoli e nella socialità. L'intervento, suddiviso in due stralci funzionali, prevede un investimento complessivo di 1.400.000 euro, interamente finanziato, come detto, dal Fondo Comuni Confinanti. Restiamo a Belluno con la Befana del poliziotto arrivata in volo all'Euroclub Dall'Oro sotto gli occhi di più di 100 bambini. Noi del reparto volo di Venezia della polizia abbiamo avuto l'onore di portare in volo con noi sull'aereo niente meno che la Befana. Oltre 120 bambini all'Aeroclub Dall'Oro di Belluno per la Befana del poliziotto, a cui la collaborazione tra Questura e 10° reparto volo di Venezia ha letteralmente messo le ali sotto gli occhi stupiti dei più piccoli.
bambini di tante associazioni e delle case famiglia che avevano avuto la possibilità di festeggiare con lei e di ricevere da lei la tanta agognata calza. La Befana era stanca e quindi non ha più volato con la scopa, ma è stata trasportata da un aereo della polizia. Il messaggio che è passato oggi ai bimbi è della vicinanza anche per loro del nostro motto esserci sempre vicini e vicini alla gente. Ringrazio vivamente la cittadinanza di Belluno che ha accolto l'iniziativa con grande entusiasmo. Iniziativa fortemente voluta proprio dal questore della Rocca, supportato dai comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi, dalla Proloco e dalla Misericordia di Longarone, oltre a numerose aziende locali. A impersonare la Befana una poliziotta aiutata da 2 piccoli elfi. Ci è parso veramente importante dare una mano e essere parte attiva nell'organizzazione della giornata ed è stato bellissimo accogliere così tanti bambini in questo giorno di festa, quindi devo dire esperienza da ripetere che ci ha dato sicuramente tanto a tutti. E adesso torniamo, facciamo un passo indietro ai giorni scorsi con i Panevin, ma ad Arcade con il Panevin si è rinnovata anche quest'anno la premiazione del concorso letterario nato dallo spunto del locale Gruppo Alpini è diventato premio nazionale. Parole attorno al fuoco, nella sua 31esima edizione si è caratterizzato per un messaggio forte in difesa dell'ambiente e della montagna. Il 33, l'inno degli Alpini, cantato dal coro dei cori nella chiesa di Arcade, ha dato il via alla 31esima edizione di Parole attorno al fuoco, il premio letterario dell'Associazione Nazionale Alpini. Uno stimolo culturale che quest'anno si è caratterizzato per un forte richiamo all'ambiente, al rispetto della montagna e ai suoi valori. Un laboratorio di idee che serve per sviluppare in noi tutti anche la ricerca di quell'equilibrio tra la montagna e chi vive la montagna. È una sorta anche di riconciliazione rispetto a tante situazioni dove si va a sfruttare la montagna, non si vede la montagna come una risorsa e quindi in questi termini, diciamo così, si racchiude l'essenza del premio stesso. Anche quest'anno tanti partecipanti che hanno inviato i loro elaborati vagliati da una giuria presieduta dal giornalista e storico Sergio Tazzer, che ha definito così il livello delle opere. Altissima qualità e alcuni molto coinvolgenti. Del resto la montagna non lascia mai insensibili e questi testi hanno dimostrato che anche nello scrivere questo è accaduto. Un premio che va ad aggiungersi agli altri voluti e incentivati dall'Associazione Nazionale Alpini per una letteratura legata ai valori delle penne nere da mettere nelle mani delle giovani generazioni. Sono racconti fatti brevi che permettono proprio anche ai giovani di poter comprendere e capire cosa vuol dire da un lato essere alpini, ma dall'altro anche il valore e il significato della montagna che va vissuta però va anche rispettata. Io credo che queste siano situazioni importanti e per quanto ci riguarda, ecco, oltre a questo abbiamo altri premi letterari proprio per stimolare i ragazzi e per fare in modo che anche le giovani generazioni si portino dietro quelli che sono i nostri valori, le nostre tradizioni che sono veramente fondamentali per un vivere civile. Le tradizioni dei Panevin, non solo Arcade, tanti quelli che hanno caratterizzato la Marca e il Veneto orientale, la vigilia dell'Epifania, ne vediamo alcuni nel prossimo servizio.
queste immagini chiudiamo questa nostra prima edizione. Adesso ci saranno la sigla, le previsioni del tempo e poi l'approfondimento con la CGIL. Parleremo di bonus, di assistenza sanitaria con tutte le novità del 2026 insieme a Mauro Visentini, Mauro Visentini della CGIL Treviso, e a Rosita Battaina, responsabile sportelli CGIL Treviso e di EBAV e Sani in Treviso. Ringrazio Tony Esposito e Simone Merlo in regia. Noi ci rivediamo tra poco.